Siamo al centro CAV alla Vita ad Agrigento, presso il centro Don Guanella. Ecco, parliamo con la presidente delle attività che il centro fa oggi, in particolare giornata della Candelora. Nel pomeriggio ci sarà un evento. Ecco, ma non solo, parliamo anche dell'attività che fate voi nel sociale. Io sono ancora qua, anzi noi siamo ancora qua e già. La forza della vita, il coraggio che mettiamo sempre ogni giorno, ognuno di noi volontari, ci porta sempre a lavorare a favore dei più fragili. Tante sono le attività, tante sono le iniziative che abbiamo svolto in questo anno passato e tanto quelle che faremo nel prossimo anno. Quello che abbiamo fatto ieri è stato la prima giornata di preghiera, l'adorazione eucaristica con i volontari del CAB a favore della vita. Oggi celebreremo la celebrazione eucaristica assieme a Don Calogero. Ricordiamoci che il CAB è opera Don Guanella, quindi i nostri sostenitori sono proprio loro, i sacerdoti della Divina Provvidenza, che sono dei bravissimi amici ma che ci collaborano e che ci supportano sempre. Oggi infatti ci sarà la messa, il rosario per la vita, ci sarà anche la celebrazione subito dopo. E poi sabato e domenica saremo presenti in tutte le chiese della nostra diocesi. Quest'anno è stata veramente una cosa meravigliosa, perché partiamo da Santo Stefano di Quisquina e arriveremo a Siculiana, cioè copriamo tutta la diocesi. Questo perché i nostri sacerdoti, come sempre, sono molto vicini al CAV, sono molto vicini alle fragilità umane e quindi ci sostengono sempre. Quindi saremo con le nostre primule, e la cosa che voglio dire, ed è giusto anche ringraziare tutte quelle persone che durante le giornate del 3-4 febbraio con un piccolo gesto, prendendo una primula, ci aiutano, quindi aiutiamo tutti insieme a salvare una vita, a sorreggere la mamma e un bambino. Dove si possono trovare? Vi ripeto, le primule si possono trovare in tutte le chiese della diocesi di Agrigento, e siamo anche fortunati perché ancora da noi molte chiese sono aperte, mentre magari da Roma in su si distribuiranno nelle piazze. Però è una festa nazionale, la festa della vita, e noi siamo contenti di essere ancora qua a festeggiarla. Parliamo anche dell'attività sociale che voi fate anche verso chi magari vuole interrompere la gravidanza. Voi siete, diciamo, vicini nel sostenere questa cosa. E sono tante le attività che noi facciamo, e in particolar modo dobbiamo ricordare il telefono SS Vita, un numero verde, dove delle persone dietro a questo telefono, diciamo in anonimato, rispondono alle tante richieste di ragazze che vorrebbero non accettano, diciamo, la gravidanza, o che perlomeno chiedono informazioni, chiedono aiuto. Noi come sempre aiutiamo tutte quelle donne che bussano alla nostra porta con molta accoglienza, e la cosa principale che facciamo sempre è abbracciarle e dire: noi siamo qua, noi vi aiutiamo, e difendiamo sempre quel piccolo esserino che è dentro il grembo di una donna, che automaticamente già è mamma e quindi vorrebbe portare avanti la gravidanza. E grazie al nostro aiuto e grazie alla gente che viene, che abbiamo un via vai di persone che noi portano pannolini omogenizzati e vestitini, giocattoli, è veramente una grande gioia. Ogni giovedì o anche altri giorni riceviamo tantissimi doni da parte della gente.